Tra entusiasmo e attesa è stata presentata ieri sera la nuova squadra dell'Acragas, manifestazione svoltasi presso il ciliegino di San Leone. Entusiasmo per i nuovi acquisti presentati, attesa per il responso della Lega che ci dirà se la squadra varcherà i cancelli della Serie C. Una decisione rinviata al prossimo 25 agosto in attesa di conoscere l'esito dei ricorsi presentati al TAR da altre squadre. Dopo la presentazione di un breve video, il saluto del presidente Alessi, che si è anche detto fiducioso, e l'appello di stare sereni e tranquilli perché la nostra squadra ha le carte in regola per essere ripescata. A sostenere tale tesi anche l'avvocato Enzo Caponnetto, al ritorno da Roma, che ha presentato alla Lega atto scritto di impegno da parte dell'Enel ad effettuare l'impianto di illuminazione entro 3 settimane. Una carta in più questa che sicuramente gioca a favore dell'Acragas in caso di ripescaggio. Il presidente Alessi ha anche annunciato l'apertura della campagna abbonamenti, con prezzi che vanno dagli 80 euro ai 140 euro per le tribune. Alessi ha anche comunicato ai tifosi in anteprima il sostegno che darà il commissario Giammanco per l'Acragas e per lo snellimento delle pratiche burocratiche, cosa sicuramente positiva anche questa. Ringraziamenti obbligatori anche per il ministro Angelino Alfano, che tanto si è prodigato per la squadra. Poi è stata la volta della presentazione delle nuove magliette dell'Acragas, quella classica a righe bianche e celeste con lo sponsor Enel, che sarà affiancata da un amaranto per i giocatori e una verde per i portieri. A presentare le maglie un ballo dance con 2 ballerini professionisti. Poi è stata la volta dello staff tecnico che guiderà l'Acragas nel prossimo campionato e del nuovo allenatore Giancarlo Betta, che si è detto lusingato di allenare l'Acragas. Tra gli altri il preparatore atletico Gianluca Amato, Graziano Urso per i portieri, Ernesto Russello, Totovullo per il settore giovanile, Claudio Cantavenera per la preparazione atletica. Infine la squadra, ovazione per tutti, sia per i nuovi arrivati che quelli già presenti: Gabriele Aprile, Danilo Leanza, Antonio Lomonaco, Alessandro Bonaffini, Daliena Arena, Nicola Arena, Beppe Savonarola, Gatino Chiavaro, Roberto Assenzio, Ciccio Vindigni, Saro Astarita, Francesco Cannone, Roberto Chiara, Daniele Conti, Alessandro Evola, Davide Locascio, Marino Gaetano, Vincenzo Pentimone, Emanuele Trofo e Giulio Castaldo. In grande festa in particolare per i nuovi acquisti Emanuele Catani e Davide Baiocco, che è stato anche ex centrocampista della Juventus e del Catania. Presidente, tanto entusiasmo questa sera alla presentazione ufficiale della squadra, se l'aspettava? Ma io onestamente me l'aspettavo, perché il nostro pubblico, il pubblico agrigentino, è un pubblico che veramente merita questo, merita i sacrifici che noi facciamo, ed ero sicuro che sarebbero accorsi in massa per sposare anche quest'anno questo progetto importante che abbiamo voluto costruire dopo appunto la grande delusione della finale dei playoff e anche di questo ripescaggio a cui ancora noi speriamo tanto. Voglio dire, i nostri tifosi sono stati sempre encomiabili e ce l'hanno dimostrato anche questa sera, in questa occasione particolare, in questa calda serata di agosto. Essendo così numerosi questa sera ci danno lo stimolo per poter proseguire e poter fare sempre ancora meglio. Presidente, ci presenta la squadra, ecco, abbiamo visto tanti giovani, in particolare Baiocco, c'è stato un grande entusiasmo all'arrivo di Baiocco, ma a parte Baiocco, ecco, un po' tutta la squadra. Ma Baiocco è un grande giocatore che ha calcato i campi di calcio della Serie A, quindi è chiaro che è un uomo di grande esperienza, è un uomo che sicuramente ancora ha molto da dare e farà bene ad Agrigento, ma anche gli altri giocatori che abbiamo preso non sono da meno. Noi abbiamo riconfermato lo zoccolo duro dell'anno scorso con Chiavaro, Bonaffini, Assenzio, Vindigni, Savanarola e Arena, Fratelli Arena, ma abbiamo anche preso dei giocatori di qualità, quale Chiaria, che è una grande punta, il nuovo arrivo Emanuele Catania, e speriamo ancora nei prossimi giorni di poter annunciare qualche altro colpo di mercato importante per rafforzare questa squadra, che sarà sicuramente una delle protagoniste del prossimo campionato. Ecco, oggi c'è stata un po' una delusione perché si aspettava la risposta della Lega per il ripescaggio, qui tutti ci crediamo, lei che ne pensa? Ma io voglio dire che questa perdita di tempo da parte della federazione non giova a nessuno, non giova alla federazione, non giova alle squadre che devono prepararsi, quindi io direi che sarebbe il caso di mettere una parola fine a questa telenovela del ripescaggi, che dicano chiaramente cosa vogliono, se ci vogliono ripescare, se devono ripescare un'altra squadra,
però è chiaro che noi, fin quando non sarà detto la parola fine a questa telenovela, ci speriamo sempre. C'è l'impegno dell'Enel, anche è venuto l'avvocato Caponnetto da Roma, ci ha anticipato questa chicca con delle buone probabilità per presentare il progetto Agragas e avere una possibilità in più per il ripescaggio, no? Questo è sicuramente un punto notevole a nostro favore. Noi oggi abbiamo avuto la settimana scorsa la notizia in via informale, oggi è stata messo nero su bianco, quindi già è ufficiale che l'Enel farà l'impianto di illuminazione. Questo è un impegno che ha preso l'Enel grazie all'intervento di un tifoso particolare dell'Agas, che è l'onorevole Alfano, a cui noi siamo grati veramente per quello che sta facendo per la nostra squadra. È chiaro che finalmente Agrigento possa avere uno stadio degno di questa città e che ci possa dare la possibilità di essere quantomeno non penalizzati in eventuali ripescaggi. Lei faceva un cenno anche al colloquio che ha avuto con il commissario Giammanco, c'è qualche buona novità? Sì, finalmente abbiamo trovato un interlocutore che al comune ci dà retta. Io ringrazio il commissario Giammanco, la dottoressa Giammanco, che è stata oggi molto celere su quelle che sono state le nostre richieste. Ci ha già comunicato che i lavori che dovevano essere fatti per quanto riguarda la commissione pubblici spettacoli per rendere lo stadio omologato sono stati già fatti e che il 25 ci sarà la commissione per verificare appunto queste cose. Questo è un altro passo importante. Voglio ricordare che come l'anno scorso anche quest'anno la nostra società sta approntando i lavori per il Manderboso, quindi voglio dire ci sono tutte le condizioni per poter fare bene quest'anno. Lei ha anche annunciato la campagna abbonamenti, ecco un fatto importante, un appello ai tanti tifosi a sostenere con la campagna abbonamenti anche la squadra. Questo è anche un modo per dimostrarci, la città e i tifosi, veramente che vogliono bene a questa squadra. Noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di sentire il nostro pubblico vicino e anche tramite la campagna abbonamenti, perché a noi fa tanto bene anche per l'umore avere una campagna abbonamenti così importante, e quindi mi auguro che tanti tifosi si faranno gli abbonamenti che già dalla prossima settimana saranno messi in vendita. Le nuove maglie, ecco un'ultima domanda sulle nuove maglie, da cosa scaturisce questo anche progetto grafico delle nuove maglie? La nuova maglia è una maglia bianca-azzurra che abbiamo voluto scegliere con un design innovativo. La seconda maglia è una maglia granata che abbiamo voluto prendere per scaramanzia, perché le maglie rosse ci hanno sempre portato male, quindi è una maglia che abbiamo scelto per quanto riguarda questo nuovo sponsor tecnico che è la Errea. Quindi speriamo bene che quest'anno sia l'anno buono. Una società ambiziosa che vuole rispondere alle esigenze di un pubblico importante, un pubblico ambizioso, e io penso che lo stimolo più importante che porta la società ad andare avanti è l'entusiasmo della gente. Baiocco, si aspettava questo entusiasmo? La prima domanda che mi viene così spontanea. Ma me lo immaginavo, però vederlo è sempre bello. Un entusiasmo così dopo una delusione come l'anno scorso, la mancata raggiungimento della Lega Pro unica, e dopo il fatto del ripescaggio, trovare così tanta gente numerosa e entusiasta veramente ti dà una bella carica per partire. Però diceva lei, al tanto entusiasmo dobbiamo ora noi rispondere con... Io me lo merito poco, perché sono qui da poco e non ho fatto niente ancora per questi colori, se non ho dato la mia disponibilità a mettermi in gioco, a mettermi a disposizione di tutti quanti, società, gente, compagni, mister, però effettivamente non ho fatto niente. Chi ha fatto tanto sono i ragazzi che sono qui da un anno, 2 o 3, che hanno scritto un pezzo di storia dell'Agragas. Speriamo noi nuovi che siamo arrivati di contribuire a portare qualcosina in più e a migliorare già una cosa che veramente già andava molto bene. Speriamo che noi diamo qualcosina in più. Ecco, come ha fatto il presidente Alessia a convincerla? Diceva lei, mi ha convinto un nuovo progetto, ecco, ma qualcosina in più che magari non sappiamo. Diamo i meriti a chi si li devono dare. Io sono qui per Antonello Naneri. Antonello Naneri ha conosciuto questa dirigenza già l'anno scorso, li ha conosciuti, ha visto come lavorano, ha visto che sono persone che vogliono crescere, vogliono fare cose importanti nel calcio, e allora dopo aver valutato questo ha deciso di coinvolgermi, perché sa quello che cerco io dal calcio. Non cerco la categoria, ma cerco progetti seri
e persone importanti con cui farli, con cui lavorare. E visto che lui me l'ha presentati mi sono subito piaciuti, c'è stata subito empatia e quindi è stato tutto una cosa che è nata di conseguenza. Ecco, per chi magari non la conosce, lei ha avuto delle esperienze importanti, mi dicono che è stato anche alla Juve. Beh sì, Così un po' anche per farci conoscere a chi ci ascolta. in 20 anni di carriera ne ho girate tante, sono tornato, diciamo che sono partito con la Serie D, ho fatto molta gavetta, Serie C, 1, 2, Serie B, poi sono stato fortunato anche la Serie A, qualche esperienza in Coppa Campioni con la Juve, dei titoli anche importanti vinti come una Supercoppa italiana, quindi c'è tanta esperienza, però alla fine sai quello che conta, è il campo, alla fine sarà il campo, è il campo che mi fa ancora andare avanti, la voglia di allenarmi al di là della categoria e quindi è quello che conta. Mi dicevano l'importanza della maglia, io qualsiasi maglia con cui gioco, con cui vesto, per me ha un valore che non si può quantificare, perché per me il rispetto della maglia vuol dire il rispetto di me stesso e del lavoro che faccio. Emanuele Catania, ecco, mette oggi a frutto la sua esperienza anche per la squadra dell'Akragas, ecco, tanto entusiasmo ma anche delle risposte, diceva lei, che il pubblico e i tifosi si aspettano. È normale che noi vogliamo cercare di vincere come i nostri tifosi. Io metto a servizio il mio entusiasmo e la mia esperienza, ma siamo consapevoli che ognuno di noi da solo non può fare niente. Dobbiamo cominciare a crescere come squadra, lo stiamo facendo bene, quindi l'obiettivo nostro per adesso è solo quello di crescere come squadra e soprattutto come gruppo. Ecco, come penserà di inserirsi nell'organico della squadra? Non so quale sarà il suo ruolo, magari ha già parlato con l'allenatore? No, io sono arrivato oggi, non ho ancora parlato col mister, ho visto che è una bravissima persona, ci siamo fermati un po' a parlare così, però con me non ci saranno problemi di ruolo e di niente, io mi metto a disposizione della squadra, del gruppo e del mister, quindi quello che verrà, l'importante è che è per il bene della squadra. Ecco, lei il Presidente l'ha convinta a venire ad Agrigento, a credere, diceva lei, al progetto Akragas. Perché? Ci può dire qualcosa magari in più che non ha detto poco fa? Perché secondo me il Presidente, non lo so, forse è bravo a convincere le persone, non lo so, però ti dà quella sensazione di essere una persona seria, una persona affidabile, una persona che vuole fare bene e che vuole crescere, quindi a me ha convinto, come ha convinto anche ad altri ragazzi, e sono consapevole che la scelta che ho fatto è quella giusta. Ecco, cosa pensa della squadra? Ci sono anche tanti giovani, così, ha avuto modo di vedere la presentazione della squadra, pensa che è una squadra che avrà corpo, avrà carattere, potrà andare avanti sperando sempre in un ripescaggio anche? No, io al ripescaggio non ci voglio pensare perché ho accettato in questa categoria, quindi mi voglio mettere in gioco in questa categoria. La squadra è normale che comunque più o meno l'avevo vista in questi giorni e ci sono persone che io conoscevo già o perché ho giocato insieme o perché ci ho giocato contro e secondo me sicuramente sarà una squadra di carattere perché c'è gente che comunque fa da tanti anni questo tipo di campionati, che li ha vinti, quindi sa come si vincono, quindi su questo secondo me non ci saranno problemi. Stasera c'è tanto entusiasmo, anche i giovani potranno dare quella marcia in più. Io faccio parte dell'area tecnica, sono il direttore dell'area tecnica, quindi responsabile anche del settore giovanile, quindi dovrò scegliere i collaboratori che si metteranno a disposizione di questa nostra società che vuole progettare un futuro anche con i giovani della nostra provincia. Questo sarà importantissimo, sarà un segnale affinché tutti i paesi attorno ad Agrigento e attorno all'Akragas possano essere coinvolti affinché i loro migliori giovani possano essere inseriti nella nostra squadra e perché no, poter tirar fuori qualche piccolo giocatore. Quindi questo sarà l'obiettivo, quello di far crescere all'interno della nostra provincia, della nostra città, alcuni ragazzi che possono diventare dei calciatori nel prossimo futuro. L'obiettivo è quello di far crescere i nostri giovani, che ultimamente, devo dire, sono stati un po' bistrattati, quindi poco considerati. Invece noi dobbiamo lavorare su questo affinché l'Akragas tutta possa crescere nel segnale dei giovani. Ecco, c'è possibilità, ecco, lei conosce il settore giovanile, c'è possibilità di pescare chissà magari nuovi futuri talenti? No, su questo ci dobbiamo andare a lavorare, perché non siamo dei maghi che possiamo capire cosa c'è, dobbiamo andare a individuare, avere la possibilità, la capacità di scegliere gruppi di giocatori che possono fare dei piccoli campionati vicino a noi
e poi piano piano cercare di individuare sempre all'interno della nostra provincia qualche giocatore, qualcuno che possa crescere nel migliore dei modi, quindi sarà l'obiettivo quello di farli crescere. Oggi non lo possiamo sapere perché stiamo partendo quasi da zero, quindi adesso è troppo difficile individuare chi potrebbe essere, quindi dobbiamo andare alla ricerca, alla cernita di questi giovani talenti. Un'ultima domanda, ecco, con la sua esperienza che giudizio dà di questo organico, di questa nuova squadra che oggi è stata presentata? Per quanto riguarda la prima squadra si sono occupati altri nella formazione, ma credo che tutto l'ambiente, la società tutta e i tecnici che sono stati scelti e le persone che hanno individuato i giocatori credo che abbiano fatto un team abbastanza importante per poter eventualmente arrivare dove questa città, questa squadra merita. Ce l'auguriamo. Questo è un augurio che tutti ci facciamo, ci auguriamo di arrivare dove vogliamo. Un giovane agrigentino, figlio tra l'altro anche di un collega, ecco, una tua valutazione su tutta questa serata? Sì, sicuramente sono sensazioni positive quelle che si percepiscono, l'entusiasmo dei tifosi fa sicuramente molto piacere. Speriamo che quest'anno sia un anno positivo anche dal punto di vista del campo, quindi speriamo che ci siano, diciamo, i successi tanto sperati. Avvocato, allora una bella presentazione, al ritorno da Roma lei è stato in Lega, ecco, ci vuole dire esattamente cosa è andato a fare e come ha vissuto oggi la giornata? Una bellissima presentazione, noi oggi siamo stati in Lega per integrare la produzione documentale, cioè per dimostrare che Enel sta realizzando l'impianto di illuminazione. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare il collega avvocato Matteo Sperduti che si è adoperato assieme all'Agragas per dare concretezza a questo progetto che noi speriamo possa realizzarsi. Se poi ci fosse la C sarebbe l'ideale. Ecco, ma ci sono delle possibilità e delle speranze, ecco, in un calcolo di probabilità, quali potrebbero essere i numeri, diciamo? Allora, il comunicato della Federazione Italiana Gioco Calcio è quello di attendere le determinazioni del TAR in ordine ai ricorsi proposti dal Poggi Bonzi e dalla Correggese. Io ritengo che questo sia un passaggio fondamentale, cioè l'autorità giurisdizionale metterà un provvedimento che se fosse di accoglimento aprirà orizzonti di un certo tipo, se fosse di rigetto a quel punto ritengo che si debba necessariamente attingere dalle squadre che hanno fatto la domanda del ripescaggio e noi ce la giocheremo fino in fondo. Una valutazione anche della serata, si è presentata la nuova squadra, tanto entusiasmo, dicevano Baiocco, i nuovi arrivati, ora dobbiamo dare le risposte. Quale pensa che potrebbe essere, indipendentemente dall'esito della Serie C o meno, la risposta che questa squadra potrà dare alle esigenze del pubblico, dei tifosi? Io ritengo che da alcuni anni a questa parte ci sia il modello Agragas, che è fatto di efficienza, di organizzazione, di entusiasmo. Dobbiamo ora associarlo anche ad una crescita culturale legata al mondo dello sport e che deve valorizzare i nostri giovani che sono eccezionali. Qualche tifoso polemizzava con il Comune, ma cosa c'entra? Allora, mi è dispiaciuto questo, ormai il passato è passato e oggettivamente nella storia di questa città che se avessimo avuto l'impianto a norma saremmo stati certamente ripescati nella prima fase. Purtroppo non lo è stato, a questo punto dobbiamo guardare avanti e puntare a ottenere il meglio per questa città e per questa squadra. Ecco, questo fatto che il Presidente annunciava che l'Enel entro 3 settimane farà l'impianto di illuminazione, ci potrà dare qualche chance in più per il ripescaggio? Io ritengo proprio di sì, è un atto di prontezza che sta facendo il main sponsor e noi gli abbiamo chiesto di realizzarlo nel più breve tempo possibile. Loro ci hanno confermato che nel giro di 2 o 3 settimane Agrigento, l'Agragas e questa città avranno il proprio impianto di illuminazione.